E benvenuti a tutti. Grazie al pubblico che è venuto, nonostante c'è traffico, però Benvenuto dove? 800 persone. Ma non ce n'è stasera. qua, abbiamo detto tante volte, ragazzi, non è così, allora, non ci credete. 800 persone. Perché poi mi scrivono. Grazie. Ma tu lo sai che c'è gente che mi scrive che vuole venire qua a vedere? Devono venire a vedere. Allora, oggi che cosa parliamo? Oggi parliamo delle famose crocchè. Crocchè. Le chiameremo crocche strane. Crocche strane. Puntini, che strane. Quindi come Ma le tu facciamo? sai perché si chiamano crocchè? No. Io te l'ho detto una volta, me l'hai dimenticato. Non me lo ricordo. Un grande chef francese chiese al suo secondo, gli disse: mi passi le croc? Quello non lo sentiva e faceva: che? E quello: mi passi le croc? Che? Mi passi? E da qui nacque crocchè. A me è piaciuta bene, se n'è andata. E allora procediamo a questo tipo di crocchè, così, che a noi ci piace. È bene che non c'è lei. Ecco. Scusami, ma tu stai continuando senza di me? Devo fermarmi. Mi dovevi chiamare, Desiree, dove sei? Ma Vieni. avete visto com'è entrata? Pareva mezzia così. Scusa, ma tu mi stavi chiamando? Stavi continuando mentre non c'ero Ma è io? normale che fai finta di niente, Dove faccio scusami. finta di Non può niente? andare avanti la trasmissione. Allora, oggi parliamo di carne dell'aia. La macca? L'aia è dove i polli rispontano. Per cui abbiamo una carne di tacchino e una carne di pollo. Oggi che una dietro l'altra. Che come tu vedi io ho macinato. Hai macinato tu Sì, personalmente? sì, pollo, che tacchino. Questa è una bella cosa. Poi abbiamo prefritto delle patate e arrostito dei peperoni. E fino a qua ci siamo. Innanzitutto andiamo a preparare l'impasto. Va bene? Sì. Prendiamo questo buon taquin, lo mettiamo qua, così. Sì. La carne di tacchino sembra carne rossa, ma è molto più magra, nonostante sia la coscia. Eccola. Come vedi, questo lo togliamo e andiamo ad aggiungere, my dear, one egg. Un uovo? Sì, menticelo. Io devo mettere? Menticelo. Qui stiamo facendo un piatto macrebino. E dici, ma com'è? Ma crebino? Un uovo. Poi questa miscellanea di spezie che abbiamo messo: curcuma, cumino, zenzero, paprika e un po' di cannella. Tutta dentro già. Tutta? Sono mezzo cucchiaino a spezie. Di che prendono appunti da casa, ripeti? No, e poi lo scriviamo nelle dita scalie. Da dove lo scriviamo? No, nelle dita scalie. Io faccio finta di non sentirlo. E abbiamo messo questo. Poi? Dopodiché mettiamo un po' di prezzemolo, però lo andiamo a tritare. Aspetta che prendo il coltello. Vai. Prendiamo il coltello un altro poco, così. Così. Mi dai anche uno spicchietto d'aglio? Lo vuoi spicchiato? Sì. Così. Prezzemolo. E voilà, e voilà, e voilà. E così. Prezzemolo. Poi andiamo a mettere proprio, guarda, una pochina, ma proprio pochina, la rubo di là, di cipolla, così. Mi chiamavano Black Decker, mi chiamavano. Ecco, dammelo. Vai. A me ne serve proprio un parfum, così. Mezz'ora che lo spicchio per fare. Vabbè, allora. Quindi abbiamo tritato di tacchino, un uovo. Brava. Questo miscuglio di erbe della Tunisia, paprika, Tunisia. aglio e prezzemolo. Un po' di cipolla. E un po' di coso, di mollica. Mi dai del parmigiano che doveva essere qua, perché là? E qua perché tu non perché li metti in maniera disordinata gli ingredienti. Io. Certo. Io. Tieni. Andiamo a mettere questa dose così di parmigiano. Togliamo e andiamo a impastare. A impastare. Con le mani, perché noi le abbiamo rigorosamente sporche. Per cui impastiamo. Ecco. Dobbiamo prendere tutto il
con Allora, couscous. quindi, ripetiamo, stiamo facendo delle crocchè deliziose. No, che si chiamano crocche strane. Crocchè strane. Abbiamo Mi metti il sale, messo... mon amour? Allora, va bene così? Basta? Un altro po'. Un uovo, prezzemolo, parmigiano, pangrattato e mix Tunisia. Bravo. Vai. No, mix Tunisia, zenzero, curcuma, paprika, cannella. Mix aromi. Vattela a ricordare tutti, zenzero, zest. A quello che vi piace. Ti ricordi quando abbiamo fatto quelle le cose un po' busiate? asiatiche. Ti ricordi quando abbiamo fatto le busiate? Ma si può ridere di una cretinaggine del genere, però io ho riso. Allora, quindi lui sta impastando con le mani, anche voi a Io casa ti vorrei, impasterete con le mani. sinceramente, e devi trasferirlo al nostro pubblico. Non c'è strumento migliore che le trasferire. mani. Lo vuoi adorare? Sinceramente. Sì. Eh sì. Adesso che abbiamo impastato l'impasto, Sì. andiamo a creare. Allora, questo impasto deve riposare. Perché? Perché un impasto deve riposare almeno un'oretta, 2 orette? Perché è stanco? Perché? Non lo dico, ma noi ce l'abbiamo già pronto. Ma noi ce l'abbiamo Quanto ha riposato? già pronto, dai. Dai, non si può Noi ce scherzare l'abbiamo con già te. pronto Dai. e lo abbiamo fatto riposare. Ha riposato? Ma deve riposare, sai perché deve Perché? riposare? Te l'ho detto perché. Non perché è stanco, ma deve riposare perché deve assorbire in sé tutti i sapori che abbiamo messo dentro. Tutti i sapori aromatici che Esattamente. abbiamo messo. Esattamente. Allora, A questo punto cominciamo a prendere un altro piatto, me lo Sì. prendi anche una barchetta, quello che vuoi. eccolo. Un panfilo, Perfetto. guarda. Mi metti qui del pangrattato, Sì, qui, eccolo. metti anche del sale. No, di più, pane, mettilo, proprio mettilo. Ancora. Allora, quindi questo, il sale, Esatto. lo Bene. devo mescolare? Sì. E qui vi ci tuffi un po' di olio. Guarda, tutte cose io sto facendo oggi. Esatto, hai Guarda. ragione. Ecco, allora, quindi questo, Basta. poi, quindi Stiamo stiamo facendo iniziando a queste crocche. crocchettizzare il nostro tacchino. Bravo. È un crocchettino. Un crocchettino, da tacchino? Esatto. Todino. Così. Vabbè, allora, quindi Ti facciamo faccio vedere. diciamo queste forme così a crocchè, no? A crocchione, così. A crocchione. Prendiamo, le andremo a mettere qui, guarda, qui. Bella, bella. Prendiamo questa Allora, teglia, facciamo olio, un passaggio nell'olio, come vedi prendo il bordo per non farlo cadere dentro e poi il pangrattato, così, ecco, così. 1, perfetto, poi 2, ma non finisce qua, bella. 2, ma non finisce qua. No, Perché la ricetta Per nulla. sono crocche strane in sugo peperonoso, in peperone sugoso. e quindi vedremo che cosa nascerà. Ma queste vanno fritte? No? No, 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 queste vanno in the oven, queste vanno in forno. in forno. E ora ti faccio vedere cosa combiniamo. Ti dicevo che noi abbiamo prefritto delle patate e prerostito dei peperoni. Sì. A cosa ci servono? Mi pulisco le che mani. ne so. Allora, Prima di tutto mi pulisco le mani. E Quindi, guarda che ti faccio. abbiamo Quindi faccio questo, questo, poi metto con che? una fettina di cipolla. Ah, Così. ma quella che cos'è? Cipolle e peperoni? Sì, una di patata. Ah, fai tipo uno spiedo, E questo di giusto? una fettina di cipolla. Senza essere infilzato? No. No. Una di patata. E una di peperone.
una di cipolla, e dammi il peperone. una di patata E dammi il una di peperone. Lo peperone. prendo Io io. sto spiegando al pubblico. Esatto. Poi e qua c'è il peperone. Poi facciamo una di cipolla, una di patata e una di peperone. Brava. Una di cipolla, una di patata, una di patata Hai sbagliato, vedi? Se non ci sono io che te lo ripeto, è una di peperone. e una di peperone. E lo mettiamo qua così. E aggiungiamo l'alloro. Però lo mettiamo qua, non lo diamo a loro, lo diamo qua. E cosa mi vengono queste cose? Questo lo spostiamo qua. Io mi vado a rilavare le mani. Pronto? Quindi questo è in forno, 180 No, gradi, no. 20 minuti ragazzi. No, sì, sempre. Non sbagliate. Tutto 180 gradi, 20 minuti. 180 gradi, 20 minuti. E allora, Forno a ventilato. questo punto prendiamo una Vai. padellina, così va bene, Sì. guarda, accendiamo, Sì, così, vai. accendiamo, lei è partita, un poco di olio, Un po' di olio. sì, e guarda che ti Devi faccio. mettere una cipolla, Questa cipolla una così. patata e un peperone. Non fare, non Sì, scambiare mi dai- l'ordine. Mi dai un cucchiaio? Sì. Ecco. E guarda cosa faccio. Che cos'è questa? Sai quando ti ho Salamoia? detto la patata non si butta, quella che è, diciamo, il cosiddetto cozzo? No, no, è acqua, è acqua. È acqua questa? Per non fare annerire le patate, per non fare annerire... Solo acqua? Sì, 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 sì. No, è acqua. Che ci vuoi mettere all'acqua? Dimmelo tu. Io avrei messo, non lo so, un po' di aromi, qualcosa. Ah, sì, e dimmi, tu che sei uno chef, dimmi, cosa avresti messo qui? Perché quando ti faccio una domanda Del ti si blocca lo rosmarino, per sguardo? esempio. No? Del rosmarino ci stava bene. Perché ti si sblocca lo sguardo? Sto facendo rosolare queste patate e questo peperone. Sì. Perché noi dobbiamo andare a fare un peperone sugoso, capito? Che vorrà dire Mi mai, dai allora? quel sugo lì e un Sugo di cucchiaio? pomodoro, Questo è già fatto e condito. Un cucchiaio. Un po' di sale qui l'abbiamo messo. ecco. E andiamo così, guarda, 1, 2 e 3. Così. Adesso aggiungiamo un po' di brodo vegetale. Bene. Tu lo sai che lo usa anche la polizia questo? Mi dai Ho un paura a messo? chiederti perché. No, lo usano, io l'ho sempre sentito dire. Polizia, carabinieri, finanza, brodo vegetale. Però loro non lo chiamano brodo, lo chiamano impronte. Le impronte vegetali. Vabbè ragazzi, andiamo avanti, facciamo finta di niente. Oh, questa secondo me le Bellissima supera proprio, tutte. Ma lei non mi stupenda. vuole brodo vegetale, Bellissima. impronta vegetale. Veramente, Grande, guarda, non ci grande. sarei mai arrivata. Mi serve un coperchio? Allora, dai, Mi dai un coperchio. coperchio? Prendilo, sceglielo, Grazie. guarda, ne abbiamo una vasta gamma. Metto questo, così, e lasciamo. E lasciamo Che si deve andare. andare acculturatamente. Andare. Va bene? Adesso Posso fare una rima per la pubblicità? fai la rima con la pubblicità. Allora. Falla con peperone, dai, che è Abbiamo facile con fatto peperone. le crocchè A peperone con peperone e la salsa ci starebbe proprio bene. peperoni salsosi. A voi consigli per i consigli. Ma non c'entra niente, ragazzi. Perché no? Vabbè, pubblicità. Allora, siccome tutti vogliamo bene ai figli, consigli per i consigli. Ma che c'entra con le Vabbè, ricette sempre che stiamo rima. facendo i Sempre figli? Ma rima. che devi trovare? Te preparatela Vabbè, almeno. dai, Quando io ti dico falla, te la Vabbè, ma sempre prepari. rima. Te la prepari con Vabbè. peperone, guarda. Vabbè, come dici. Desiree, ti faccio vedere come è diventata Dai, quella salsetta. allora, quella salsetta che abbiamo fatto Guarda. col pomodoro, la patata. Le patate eh? sono squagliate a pezzettini. E ora facciamo, dammi il cucchiaio grande, il cucchiaio grande, il cucchiaio grande, il cucchiaio grande. Mi mette ansia, ragazzi, quando fa così proprio, non lo sopporto, mi mette ansia. Allora, metti il cucchiaio grande. Facciamo? Non nappiamo la carne, ma lo mettiamo qua. Ah, quindi tipo brodino proprio. Brava, così. Bella. E voilà. E voilà. Ora, Ora un altro tocco glielo diamo sempre con un po' di emmental. Che dici? metti sopra? Sì, po'? così, no. Guarda che ti faccio, guarda che ti faccio. Ah, fai la grattugiata. Esatto.
facciamo andare anche nel sughetto. E dopodiché? A Quanto? in forno 180 gradi per 20 minuti. E cosa vi viene? Non sbagliate, sempre ragazzi, 180 tutto gradi, 180 gradi, 20 minuti. 20 minuti. 180 gradi, 20 minuti. Ventilato e non, scegliete voi. Ora. Allora, andiamo alla seconda? Mon amore, per la seconda ti stupirò con effetti speciali. Vai, sono pronta. Di solito questa croquet, capito? Sì. Che è una croquet di pollo. Di pollo. Però quando tu fai un arancino cosa fai? Metti il riso e poi il condimento. Sì. Io faccio il contrario. Cioè, che fa? La polpetta e il riso dentro. La polpetta e il riso dentro. Ma Sì, vediamo un po', e allora? guarda. Questo è un petto di pollo macinato. Sì, Mettiamo un uovo. Mettiamo del pangrattato. un po' di quello. Così. Mettici 2 cucchiai di parmigiano. 2 cucchiai di parmigiano. Yes. Allora, eccolo qua. Guarda, c'è qua già il cucchiaio. 1 e 2. 2. E cominciamo a mescolare, quindi tritato di pollo, uova, pangrattato e parmigiano. Esatto, così. Così. Siccome io non so perché, ma io ho sempre ritenuto, senza sbagliarmi, che il rosmarino è un ingrediente essenziale per il pollo. Che sta bene col pollo, anche secondo me lo sta prendi bene da col lì. pollo. Allora, che faccio? Lo taglio un po', lo metti Sì, così lo devi, grossolato? no, lo devi spezzettare. Lo spezzetto con le mani? No, qua. Lo faccio io? No? Altro poco? Ancora? No, va bene. Va bene? Allora, Rosmarino, così. E mescoliamo, dobbiamo mescolare e bene. mescoliamo. A parte, cosa Sì. abbiamo fatto? Che ne so? Abbiamo fatto un risotto il riso. alla milanese. E com'è questo con lo zafferano? Sì, risotto alla milanese. Questo però lo mettiamo qua e andremo a comporre ciò che noi dobbiamo fare. Ok. Ecco. Ancora, vedi che c'è ancora, vediamo il pangrattato, significa Sì. che la suaninani non è già Non fatta. è ben amalgamato. Che si chiama suaninani. Suaninè. Suaninani. Suaninani? Lo suanichè è col vitello. Lo sguaneghen cos'è? Col vitello. Col Lo vitello? suaninani è col pollo. No, lo sguaneghen è più brex. Oh, ci ha creduto, ma sono cose che non esistono. Vai. Mescolo io? Mescola a te. Allora, Mentre tu mescoli, vai. io prendo un piatto, come questo per esempio, e ci sbatto dentro un uovo. Così. Così. Ma quasi quasi ne metto 2 di uova. Che dici? Vai, metti 2. 2. Ma guarda che non me l'hai detto tu di mettere 2 uova. Metti 2 uova. Ma l'ho detto io. Metti tu. E mettiamo quest'altro uovo qui. È chiaro che ci vogliono 2 uova. È chiaro, certo. Poi detto da te. Buco, batti. Guarda che bello. Bene, guarda. benissimo. Correggiamo. Quel pangrattato, se non sbaglio, tu il sale gliel'avevi messo. Sì, qua ci va il sale? Sì, un pochino ci Vuoi va. un po'? Sì, certo. Vai. Ok, spostiamo questo coltello che potrebbe essere pericoloso. Ecco. No, quello mi serve. Questo ti serve? Certo, che dici? Questo qua è il pangrattato. Ci vorrebbe un altro piatto e noi lo troviamo, perché noi troviamo tutto in questa nostra meravigliosa... No, il pangrattato c'è, ma che scemo. Non lo so, stai facendo confusione, Posalo. ragazzi. Piatti, contropiatti. Va. E allora cominciamo col prendere questo impasto che abbiamo testé fatto e guarda che facciamo, lo prendiamo, Sì, lo allarghiamo. sì. Una cosa ci servirebbe, sai cosa? Una se mi fetta di riempi coso? questa con l'acqua. Un po' di acqua. Sì, con l'acqua. Prendiamo
questo damer così, Ecco. così, grazie. Mettiamo Mettila qua. vicino al sale, sì. Metti qua così? Sì. Poi prendiamo poco di riso. Un po' di così, riso. qua dentro, che è un riso già condito. Ah, quindi la fai ripiena di, vedi, alla al contrario. milanese, sì. È bello che gliel'avevo detto. E andiamo a chiudere Ci dobbiamo bagnare la mano perché sennò... per non far appiccicare, capito? Brava. E la appiattiamo un po' come che fosse un hamburger. Ah, la fai, quindi non la fai rotonda, No, così, guarda. la fai un po' Un schiacciata? hamburger a crocchè. A così. crocchè. A crocchè. Uovo, Crocchè. L'uovo. pan grattato, Gli diamo una compostata così. Così. E posiamo sì, qui. e posiamo qui. Vi dico un'altra cosa, le fritture è sempre meglio, Farle prima. no? La panatura dovrebbe stare un poco in frigo. E quindi le hai fatte già tu? No, Non le no, fatte? queste siamo tutte in diretta, così. Dai, allora è un disastro qua, ragazzi. Veramente. Avevo detto falle. È meglio che la frittura si fa riposare. No. Che hai fatto? Ti avevo detto preparale prima. Cioè, ma diciamo vero, ma qui stiamo superando i limiti. Guarda, dei adesso limiti. devo scendere io in campo qua. Per salvare la puntata. Che ci hai messo? Fammi vedere. Allora, se l'hai messa tutta? Non la devi salvare tu la postata. Tutta? Dai, Tutta? salvala. Questa tutta? Non ci Salva vede la quello, puntata, ragazzi. dai. Ah, io ne metto metà. Improvviso. Cioè, veramente. Improvvisi, ma come dici che la ricetta è tua? No, è ovvio che la ricetta è mia, però qua, cioè, ci metti le mani tu, giustamente. Le mani tu sai chi era? Chi è? Il dio degli indiani Quindi, d'America, mani tu. ah. Tritato di pollo. Abbiamo fatto da fare. Ah, perfetto, abbiamo finito. Ah. Tritato. Mi dai una fettina di qua? Una fettina. Allora, Abbiamo fatto la molotov di desiderio. perché quel formato così? Andava bene anche rotondo. Sì. Ah. Vabbè, ragazzi, che vi posso fare? Non vi garantisco nulla, cioè, perché giustamente io avevo detto a lui, fai la frittura prima. No, la panatura. La panatura, preparala prima perché è chiaro che si mette Invece in così è frigo bellissimo. e deve riposare, no? Dai, è bellissimo. Ok. Mettila di canto, aspetta. Vabbè, basta così, la facciamo l'ultima ormai? Sì, per forza, perché in cucina sempre dispari si fanno le cose, di solito, però noi le facciamo pure pari. Lo faccio io? Ormai No, che ho falla le tu. mani sporche. Dai, che io mi lavo le mani. Che vuoi fare? Allora, quindi, Dai. ecco, formaggio, il riso. E andiamo a friggere questi scrigni. Così Questa l'ho fatta io. si vede che è una bomba. Questa l'hai l'ho fatta pure tu, io. e si vede dalla misura. Le abbiamo messe in frittura, è tempo di una sistemata e siamo da voi. E torniamo. Ciao, guardate. Desi, Allora, pronti? siamo pronti. Dai. Guarda che bellezza. Eccole, molto belle.
Che bellezza, ragazzi. Chiaramente questa è una monoporzione. Eh Tu sì. te ne mangeresti di più, lo so. Vabbè dai, anche due secondo me, no? Esatto, Come piatto sì. unico, che ci fa? Ecco. Et voi? E ci siamo. Et voi? E siamo pronti, e te volà. Et voi là. Questo lo togliamo e quello lo mettiamo lì. I nostri crocchè sono pronti. E avevamo qualcosa in forno, giusto? Oh yes. Ma te faccio vedere cos'è diventato. Che hai fatto? Ho fatto un piatto Una bontà? ma crebino. Ma crebino. Vabbè. Ma crebino. Che meraviglia, ragazzi, ma che meraviglia! Adesso che sono qui, io ti pregherei, dato che sono bollenti, mangiala. Dai, prendi un piatto. Mangia. Tu No, non ti due ne preoccupare, mi organizzo Allora, io. i piatti li prendo se dico io. Dai, prendi i piatti. Non lo prendo. Prendi i piatti. Per favore, lo prendi un Forza, piatto. prendi i piatti. Beh. Però per favore l'hai pensato. È vero che l'hai pensato, per favore? No. Allora, E allora, io comincerei da lì. Se mi dai un cucchiaio, una forchetta. eccoli, così prendi un eccoli coltello. qua. Un cucchiaio mi serve, se no non lo Ah, prendo. vuoi un cucchiaio? Ecco, Ok, cominciamo da qui, guarda. ottima Vuol scelta. dire che in media stat virtus. Tagliamo. Sì, perfetto, No. ragazzi, il riso, No, col il riso dentro. formaggio. Questo è quello che ho fatto io, ragazzi, guarda. No. Guarda com'è Tu hai perfetto. fatto queste bombe a Ma mano. che dici? Guarda com'è perfetto, vediamo. Che vogliamo dire? Col riso dentro, hai visto? Questo lascialo a me, l'assaggio io questo. Questo lascialo a me, l'assaggio io questo. Questo non lo voglio assaggiare io. Chi c'è dietro Desiree? Wow. Posso andare avanti o continuiamo così? Un assaggio che riempie la scena. Esatto. Buono. E stavolta l'assaggio pure io. No, vabbè, finisci là. Allora, andiamo avanti col secondo assaggio. Prego. Polpette, Tunisia. No. Metti in ordine cipolla, peperone e patata. A voi, madame. Sa finì tutta, sa mangiò. Allora, questa Togliamo ricetta, la foglia dell'alloro. come la possiamo Questo è un piatto, ma che catalogare? sono delle polpette in peperone sugoso. Ti metto un altro po' di sugo? Sì. Metti qua. C'è la cannella. Cioè, non ne sbaglia uno, è impressionante. Allora, Cioè, allora chi? Ma io perché sono qua? Io? quindi dico il tacchino innanzitutto perché? Perché questa scelta? Perché ho Raccontacela. fatto carni dell'aia, te l'ho detto, che anziché il solito maiale tritato. Questa è una carne che costa poco, veramente poco, nutriente, meno grassa del vitello ed è una buona carne. Puoi fare tutto quello che vuoi. Come ti è dalla venuta in bistecca. mente questa idea di aggiungere Perché, allora, in un queste momento- arome così orientali? Te lo dico, in diciamo? un momento pensavo a una gallina a Desiree e poi ho detto no, perché la gallina a Desiree? Facciamo il tacchino tutino. Lo sapete cos'è? È geloso, perché lui non può assaggiare. No, io posso assaggiare, questo assaggio. Mi senti un Buono. attimino questo sughetto con le patate? Guarda che c'è Col qua. peperone, sì. Va bene. Io non assaggio.
Vabbè, verrà. Bene. Il mio giorno dell'assaggio sarà prima del 15 maggio. Cosa non rima? La devo fare. Ti è venuta? Fa rima secondo te? L'assaggio è il 15 maggio, scusa. Vabbè. Se no ti do un pugno e me lo faccio a giugno. Vabbè. Crocchè di pollo al riso. 1 chilo di petto di pollo, 100 g di latte, 50 g di parmigiano, 50 g di pangrattato, olio evo, rosmarino, sale e pepe quanto basta. Per il risotto 200 g di riso arborio, una bustina di zafferano, 30 g di parmigiano grattugiato, 30 g di burro, 600 g di brodo vegetale, crocchè ai peperoni, sugosi per le crocchè, 500 g di tritato di tacchino, 300 g di patate bollite, 30 g di parmigiano grattugiato, 30 g di pangrattato, un uovo, mezzo cucchiaino di curcuma, mezzo cucchiaino di zenzero, mezzo cucchiaino di paprika dolce. Per il sugo 800 g di pelati, 3 peperoni rossi e gialli, mezza cipolla, 200 g di brodo vegetale, olio, evo, sale e pepe quanto basta.